Ferragosto di paura per due sorelline di 10 e 12 anni che hanno rischiato di annegare nelle acque del Piave a Vidor, dove si erano immerse. Il punto scelto per il bagno era particolarmente insidioso, con l'acqua che diventa all'improvviso profonda e con dei vortici. La più piccola si è aggrappata ad un masso, la maggiore, in grande difficoltà, stava per finire sotto. Ad accorgersi del dramma che si stava per consumare, un sessantenne che non ha esitato a tuffarsi, riuscendo con non pochi rischi a riportare a riva le sorelline. Dopo il salvataggio, forse per il grande sforzo, l'uomo ha accusato un malore, per fortuna non grave. Il sessantenne eroe e le due sorelline sono stati soccorsi dal personale del 118. E quella di Ferragosto è stata una notte da incubo anche per un 77enne trevigiano uscito in barca sul Sile. A causa di un'avaria al motore dell'imbarcazione, l'anziano è rimasto bloccato per tutta la notte sul fiume mentre imperversava un forte temporale. A lanciare l'allarme stamane il figlio, quando si è accorto che il genitore non era rientrato dalla gita. Subito sono scattate le ricerche, l'imbarcazione è stata individuata dai vigili del fuoco. L'uomo, bagnato ed infreddolito dopo aver trascorso tutta la notte all'aperto bagnato fradicio, è stato portato a riva con un gommone ed affidato alle cure dei sanitari. Anche in questo caso, fortunatamente, la disavventura non ha avuto conseguenze gravi.